Cilocco, assessora comunale al turismo e attività produttive. Quali sono i vantaggi di sposarsi fuori dal comune? Sono tanti, perché anche se la nostra sede comunale è veramente bellissima, il trend attuale è soprattutto, lo dobbiamo dire, di sposarsi in location che sono differenti e originali. Infatti in realtà il matrimonio più gettonato è quello per ora non quello regolare, nel senso che fino adesso i regolamenti dei comuni non avevano la possibilità di celebrare delle unioni civili fuori dal comune, fuori dalla sede comunale, e quindi venivano celebrati dei matrimoni doppi. Quindi questo trend, che viene sempre trattato da anni nelle fiere del turismo che io frequento abitualmente, ora può essere finalmente un trend che ha una sua risposta nel matrimonio invece regolare. Quindi grazie a questi regolamenti, che devo dire il Comune di Cagliari ha potuto approntare con una grande lungimiranza, perché siamo tra i pochi comuni in Sardegna che abbiamo un regolamento. Infatti faccio un plauso al servizio demografico, ai servizi demografici, l'assessore Fadda, perché per noi come turismo è un grande volano di sviluppo per tutta la Sardegna, non solo per Cagliari. Quindi sta avendo molto successo l'iniziativa. Sì, devo dire che l'anno scorso abbiamo avuto già dei riscontri, ma la parte della spiaggia, proprio lo sposarsi nella sabbia, è molto molto richiesto, e quindi anche questa nuova scelta dei siti nella nostra bellissima spiaggia del Poetto porterà sicuramente a incentivare le unioni civili fuori dai matrimoni, che, ricordo, sono aperte veramente a tutte le coppie, perché la fetta proprio dell'LGBT, sono le unioni civili di coppie anche dello stesso sesso, è un trend molto molto importante per tutta l'Europa, e quindi per noi, indifferentemente dalle unioni civili che si vogliono realizzare, per noi chiaramente l'accoglienza è sempre la stessa, e chiaramente ne beneficia tutto l'indotto legato ai matrimoni, e c'è la possibilità proprio di far vedere la nostra destinazione anche per una futura vacanza.